Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Flight Simulator X, tappa di oggi Firenze Ibiza. Allora ragazzi, confermiamo l'autorizzazione al decollo. Siamo a Rome Fiumicino. Ok ragazzi, autorizzazione al decollo, perfetto. Vai raga, partiamo. Giornata strepitosa. 529 miglia. E andiamo ragazzi. Tappa tranquilla dall'Italia alla Spagna con un MD 81-82 e si gode. Oggi il Comendone promette un atterraggio da pro. Prometto sempre, poi non succede quasi mai, però stavolta sarà così. Vai ragazzi, prendiamoci tutta la pista per sicurezza. Non voglio rischiare, che sono un abbetto. Vai, 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 vai. Ok ragazzi, allora siamo in salita 10.000 piedi, prua 220 e siamo nel Mar Tirreno, perfetto. Baleari, stiamo arrivando. Un salutino a Roma, ecco, virare a destra per prua 250, riprendere la normale navigazione. Conferma istruzione. Ok, un saluto a Roma. E qua solo mare. Ok, allora 250. Perfetto. Regolare Roma centro. Ok, buono. Ecco il GPS ragazzi, 507 miglia, 1 ora e 24, viaggio tranquillissimo. Salire e mantenere quota 16.000, ok, che è la quota di crociera. 16.000. Ok, perfetto, molto bene. Adesso passiamo qua per la Sardegna, per il nord della Sardegna, poi Mediterraneo e isole Balearis. Perfetto raga, perfetto, perfetto. Ragazzi, quota di crociera, 16.000 piedi, davanti a noi la Corsica e la Sardegna. Uno spettacolo ragazzi, uno spettacolo. In lontananza Roma e l'Italia. Questo è il Mar Tirreno e la Sardegna. Che spettacolo ragazzi, questa è la Sardegna, là a sinistra Olbia, manca un'oretta. Viaggio tranquillissimo, tempo meraviglioso. Allora ragazzi, spieghiamo un attimo tutti i scenari e gli add-ons installati. Sono tutti a pagamento ragazzi, sotto il video tutti i link dei siti. Allora, per esempio questo aereo l'ho scaricato da Just Fly, poi Venezia per esempio Aerosoft insieme a Olbia, Bari, Gibilterra, Ibiza, tutte queste città qua le ho scaricate su Aerosoft. Poi invece su un altro sito che non ricordo il nome e ho installato il miglioramento dei paesaggi, degli alberi, il cielo, mare, fiumi, luci, riflessi, tutto quanto, però non mi ricordo il nome, ecco, quindi tutto in descrizione. È da installare, è facilissimo, tutti gli add-ons sono autoinstallanti, quindi semplicissimo. E niente ragazzi, costano un pochino, però ne vale veramente la pena ragazzi. Qua siamo al nord della Sardegna, tutto regolare, molto bene. Mancano circa 50 minuti. Altra visuale di Fly, altra visuale della Sardegna ragazzi.
sono troppo innamorato di questo gioco, cioè è troppo bello. Lo consiglio a tutti ragazzi, è un po' pesantino però mamma mia, si gode alla grandissima con questo gioco, alla grandissima. Buono raga, lasciamo in pieno Mar Mediterraneo, mancano 230 miglia, circa mezz'oretta, tutto regolare. Ai ai ai. Vediamo un po'. Eccolo qua il Mar Mediterraneo. Dopo cieli sgombri ragazzi, Oh, contattare Marsiglia Centro. Contattare Marsiglia Centro. Ragazzi, stiamo sorvolando Minorca, meravigliosa Minorca, mare strepitoso, zoccole da paura e si gode. Bellissima. Ecco l'aeroporto anche. Davanti a noi invece Maiorca. Scusate ragazzi, sto motore è incredibile. Davanti a noi invece Maiorca, quindi Minorca e Maiorca. E dopo Ibiza. Bellissima. È fatta veramente in maniera incredibile. Complimenti a Aerosoft per questo add-ons meraviglioso. Un'altra prospettiva per ammirare Minorca. Perfetto ragazzi, siamo sopra Maiorca, Palma di Maiorca ragazzi. Mancano 85 miglia, una quindicina di minuti ragazzi e ci siamo. Spettacolo puro ragazzi, spettacolo puro. Mamma mia. 12 minuti, 83 miglia. Ho segnato. Virare a sinistra per Prua 205. Alziamo un po' la velocità, è qua. Ok. Allora, siamo a 73 miglia a nord-est, virare a sinistra, avvicinamento vettori ILS pista 6. Allora, ILS pista 6. Perfetto. Vediamo le frequenze della Prua. Allora Prua 63, virare a destra per Prua 235. Ok, non dobbiamo fare errori ragazzi. Allora Prua 63 per ILS pista 6. Speriamo di non cappellare ragazzi, allora, speriamo bene. Allora 63, frequenza 111 e 10. Perfetto, 111 e 10, 63. Ok, perfetto. Teoricamente siamo perfetti così. Boh, speriamo bene raga, speriamo bene. Siamo 26 miglia, siamo in discesa quota 4000, Prua 335. Speriamo bene ragazzi, speriamo di non cappellare questa volta. Ok, là c'è la pista, perfetto. 4 minuti. Abbassiamo un po' la velocità. Molto bene raga, molto bene raga. Cazziamoci di qua.
Dai raga, speriamo bene, cazzo, speriamo bene. Ok, siamo allora 4266 nodi. Buono. Dai raga, dobbiamo dominare la scena, cazzo. Dobbiamo dominare. Dai che Ibiza ci aspetta. Oh, bene. 24 miglia su dove, la destra per Pru a 35. E mantenere quota a 2000. Ok. Contatto, contatto, Torre Ibiza. Raga, ci siamo. Raga, ci siamo. Conferma emissione in circuito. Buono. ILS e speriamo bene ragazzi, speriamo bene. Ok. Tori ci aspetta in bikini ragazzi, Roger Roger, Ibiza Center, Roger Roger. Tori è in bikini? Sì amore, sono in bikini. Raga, si gode alla grande, vai. Sono un pazzo. Mamma mia. Comunque ragazzi, questo gioco è veramente difficilissimo, cioè... Viva MotoGP ragazzi, difficoltà reale. Siamo sui 200. Ok. 2000 piedi. Dai comandone, portiamo a casa il risultato per Tori. Sento già il suo profumo, mamma mia. 12 miglia, 3 minuti. Ibiza Center. People from Ibiza. People from Ibiza. Yo, yo. Siamo molto vicini, ragazzi. Leva carrello. Oh, ecco l'aeroporto ragazzi, quella lucetta rossa là. E Tori con il suo laser pronta. Vai raga. Vai raga. 100. Vai raga. Vai raga. Vai 50. raga. 40. Vai. 30. Vai. 20. Vai. 10. Vai. Cazzo! Ce l'ho fatta ragazzi. No, non ci... Oh, che cazzo fa? Calma, calma, comandone, calma. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Sono riuscito a fare un atterraggio decente, ragazzi. Meno vaneggi e più serietà comandiana. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!